Oh, Italia, il mattino dopo, Mirko che guarda che fa, oh ma mi sa che il mar non le mia adesso. E questo, vabbè ma l'hai già visto ieri, risveglio dal letto. Buon, quando all'Aperol? La sincronicità degli eventi di Carl Gustav Jung. Stavo parlando proprio stamani della camicia frufru che mi hanno regalato. Ciao ragazzi, bello era bello il parcheggio, però sai, che c'è qua con questa collina. Però far tutta sta strada per visitare solo Gradara, non lo so, noi siamo quelli che spremono come un limone non solo la vita ma anche il viaggio, insomma, se devi fare una cosa la sfrutti, la fai fatta bene, no? E quindi ci spostiamo poi nella prossima metà. Italia, buongiorno, vedi? Questo è il castello di Gradara senza spritz, ossia alla mattina. Ma il braccialetto no, va a fare il biglietto. Va a fare il biglietto. Ma le lui? Ma no! Per me sì, dopo te faccio vedere se da. Principe Maurice. Per me sì. Abbiamo cattato uno famoso. Un whip. Ah, sono lui. Non so vedere il monitor tua. Fa vedere. È lui? Direi che siccome non ho niente da dire, facciamo fare musichetta. Via! Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. Io ti avevo detto ragazzo che era una figata Gradara, ma che roba. Bet you didn't think so I command you to. Panoramic view, look I'll make it all manageable. Tutti qua a mirare l'autostrada. No ma veramente io ci scherzavo, ma questi veramente sono qua che contemplano l'autostrada. Come sia? Un attimo di raccoglimento per il povero Francesco che voleva andare qui alla Tana del Luppolo ma ha trovato chiuso. Quindi sì, un momento. Io volevo la birra. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. La piramide di Cheope. No, non è vero. Se non tocco il castello di Gradara, sta serio. In realtà è la rocchetta dell'XV secolo, quella che poi fecero anche l'acqua. No, non c'entra niente l'acqua, sta serio un attimo, madonna. Che dopo i bambini, ascolta, gli impara a sbagliare, va a scuola da maestra e dice maestra, la qua rocchetta ha preso un nome e zappa 4, colpa tua. Aspetta che documentiamo Francesco che riprende l'Ancestral Prigione, ha detto, sì. Che bello! Mi piace! So not his muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end line. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Allora, no, Italia, precisiamo un attimo, angolo culturale. Sono due cose diverse, Piadina e Crescia, ok? Che noi pensiamo, c'è chi dice Piadina, c'è chi dice Crescia, no. Sono due cose diverse, appunto. Guarda che bello, no Francesco? È il carretto di Geatti tipico, quello di una volta, che bello. In a bag, I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. Per la felicità del Francesco. Hanno quella cosa IPA là che piace a te, vedi? Sì, infatti prenderò l'IPA, prenderò adesso. Prendo quella con l'anatra. Coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is Devo farmi alle 6 andare a Faccio una foto da vivo del cinema. Sapete? Sì, IPA piccola. sì, due. Sì, Che aspetta. salame, no. Io una Garden piccola. Poi due. Hai già scelto? Io che guardo solo le figure, quella con l'oca.
momento storico-culturale, volevo ricordare, esiste ancora l'O-Garden, che era la birra che bevevamo da bambini. Eccola qua. Ah, vadi, butti. Eccola qua, colocchetta, vedi che ho fatto bene a scegliere quella colocchetta, tac, eccola là. Mamma mia, quante parole tecniche. E ora Italia, quella dell'Occhetta, perché quella dell'Occhetta fa schifo, no, è la IPA. Dimmi, concordi con me che suonava meglio quella dell'Occhetta? Cinque L'Occhetta, però da noi è illegale far 5 quei che hanno gli analcolici, non so, non vorrei dire. Se ci si ricorda dopo chiediamo anche agli altri, comunque a Gradara io do 10. Avanti, fate come foste a casa vostra. Ok, grazie. Andiamo. Carissimo, siamo tornati. No, devi arrabbiarsi, qua poca. Ma d'altronde è così, cioè io che ho lavorato nel settore della ristorazione, comunque anche nei locali, nei pub, quando c'è il momento di merda, si dice da noi, ossia di confusione di lavoro, nascono, come si dice, tutte queste disamistade fra i dipendenti, no? Cioè in poche parole te ti incassi con tutti, te sei sempre incassato, sempre esaurio. Ragazzi, che panoramation, non sotto però per mangiare, aiuta il mio amico capo. Wow, bello ragazzi, bello. Fantastico, vedi, per quanto io sia contrario a bar e ristoranti, ci sono certe situazioni, certe realtà che ovviamente 1000 volte meritano tutto questo, per tutti i bar che sono da qua a Alessia, perché erano bar particolari, cose belle con panorami e via discorrendo, che mestieri. Quindi Italia ci confermano qui dalle Marche che la piadina è la piadina, no? E la crescia è un'altra roba, se è tipo una piadina. Sfogliata è la crescia, la crescia è ascolta. sfogliata, è con lo strutto. È sempre sottile come una piadina, però è più... Ma anche la piadina aveva lo stutto una volta, che io sappia. Secondo me è come la storia che a volte a Novara, no? A Mantova, Adesso non più, che gli adita sotto il poglio e tutti i terroni, quindi anche qua fa questa differenza, attenzione, tra piadina e crescia, e dice a piadina è romagnola, crescia è nostra. Aspetta che arrivo, aspetta Tosati, fermi che arrivo, fermi. Forse la No, mia è la vai. vostra. Allora, un momento tecnico alcolico culturale, ricordiamoci che a Singano piace l'IPA, che serie che ha birra, che ha soffia tipo da mojito, da menta e limone, eccetera. E questa non è la piadina, è la cosa. Non sta a far danare il cameriere Poretti. Quindi Ale, quella volta che eravamo a Gubbio, che io stavo diventando ciccione, che tu mi hai proibito di prendere la crescia, io adesso mi sto rifacendo, che è una specie di sfogliatina al posto della piadina con poi il contenuto salato. Alessio ovviamente sa che quando non c'è della toppa non me ne frega un cazzo, te la inquadro solo per te, ma mi sfondo a merda di cipolla e aglio. Non hai letto il messaggio iniziale che Yuri non è più in Facebook? No, allora Finito di scrivere. mi approfitto Italia per rimarcare Esatto. sta roba, giustamente non tutti sanno. Io da una vita che non ho proprio Facebook, quindi non sono io che scrivo nel gruppo, non sono io che scrivo nelle pagine, sono i ragazzi del gruppo delle puntine, giustamente. Friulani e il resto sono veneti. Tanto veneti. Guarda, che bel cavallino! L'Italia come era una volta. Oh, Dopo gli è indrezzata. dopo è Gatrissa. Sì, a teste. Schicciare. Belum, ma no qua Beum. No, arriva al mar, Beum, lei mona. O Zuzu che è in Brugine, dove è Brugine? No, cazzo. Non è Brugine, Bruxellum. Io avevo fatto un po' di confusione che avevo. Vedete qualcosa di fatto che non Torna. Vedete qualcosa non mi torna, però... Quando passi di qua offrigli un moment. Strano, Com'è panchina rossa? Questa Perché? Sembra la strana dei comuni. Tutti Ah, la violenza sulle donne. Sì, però vedi, non so quanto senso che ha piantare ste robe che è più esibizionismo, insomma, bisogneria secondo me pensare a un qualcosa di più pratico, della serie che quando una te fa denuncia eccetera, arriva la polizia e fa qualcosa. Parlo ovviamente senza far nomi, ma di fatti già vissuti, in cui non è successo un caso, quindi è panchine fichevi un fianco su qualcuno, secondo me. Che forte, le principesse della Disney, quel del tesoro, i gremlini scoleali, che scorzi, veramente, vedi? Allora, quando arrivi a Gradara prendi un po' paura della scelta che hai fatto, perché effettivamente, diciamo, la periferia è, tra virgolette, bruttina, no? In realtà il borgo è nascosto all'interno del castello e saprà ripagarti con tutte questi meravigliosi scorci, localini, negozietti, panorami, e chi più ne ha più ne metta.
Bello, comunque vedi, non è che veniamo via con i soldi contati, però il fatto di non dover pagare ogni volta 10 euro e passa di area camper fa sì che noi spendiamo a destra e a manca, come puoi vedere siamo sempre a bar e ristoranti, e quindi ne trae vantaggio l'economia dei piccoli commercianti, ossia del paese e del luogo. Mettete ste cazzo di parcheggi, ste aree camper a pagamento e la gente non ha da spenda. Sveglieve? Sì, sempre al Green Café, rinnoviamo il voto 10, dove ti obbligano a bere la grappa. No, voglio rivedere, ma cioè io quando sarò vecchio voglio guardare questo video e ricordarmi di Marco che imitava le tredicenni che si fanno i video per TikTok, allora, quelle cose. In quel sentiero che abbiamo fatto prima poco fa c'era sta ragazzina 13 anni ho visto. Che era su un angolo, sulla cosa lì, la motografica faceva così, con là. E tirava fuori un sorriso e di qua di là, ma è roba incredibile, veramente. Roba incredibile. Niente spontaneità. No, tutta una roba. Tu non potevi non guardare una cosa del genere, però quindi mi vergognavo perché c'erano anche i genitori vicino, capito? Quindi noi, gente di una certa età, già all'epoca, correva l'anno 2022, non sopportavamo le TikToker. Esattamente, termine corretto, TikToker. Le esagerazioni storpiano sempre. L'ostentazione. Oh Italia, ci ho fatto di quei panorami pazzeschi, solo che purtroppo niente, la strada era a dir poco da enduro e pertanto non ho potuto filmare. Ciao Pulmin, wow che robe ragazzo, vedi? I sangue arrabbiato perché mi sono fermato in un godita che era parcheggio davanti, guarda, è terribile, si è preso del betone, si è preso del femmine, no, adesso no, è importante perché non è che devo essere sempre io a dire che magari sono di parte, che bello, sentiamo un parere anche degli altri. No, sempre il mio. Perché eri qua. Fantastico, guarda, la mente vaga. Vaga? Vaga, perché come vedi, vaga? sai, tutta un la dimensione grandissima. Solito puoi dico. spaziare, vedi? Cioè tu vieni qua, spazi, Esatto. hai capito? Che storiazze. Stai spaziando Marco? Sto spaziando. Ok. Sì, non chiedermi cos'è, beh no, forse ragazzo è il caso di puntinare questa roba, o perlomeno anche per noi ce la segniamo, perché scusa, occhio che mi giro, guarda un attimo, resta in linea, non nel senso resta magro, anche perché non sarebbe ad esempio, vedi? Guarda che bel parcheggetto, cioè per fare una sosta così, di notte, chi vuoi che passi qua di notte? È bello? Ha il buco anche questo? Sì. Dai. Aspetta che è vero, a Giacomo che interessa. Guarda Giacomo, c'è questa statua ultra mega gigante col buco, tutte col buco. Robe da matti. Io, vedete ragazzi, la prossima volta se siamo di passare, adesso ormai Mirko e gli altri sono andati di là, un picnic qua, per terra, no? Cioè, vedi, a volte basta le piccole cose, però giustamente se non sai, occhio, che ora passerà una corriera che ci cilindrerà i camper. Cilindro. Aspetta che passiamo sotto il pippo del coso. Sta attenti, ti sta sempre attento a queste robe, buongiorno Italia, nel caso fosse un'altra puntata. Sì, tu dirai, Singano dove cazzo ci hai portato? No, è tutto provvisorio, è tutto work in progress. Allora, alle spalle da qualche parte abbiamo Urbino, noi adesso vogliamo visitare Urbino, no? Che è una città molto faiga. Guarda la faccia di chi in 5 km in salita non è molto convinto di andare su. Memo interno, quando dici agli amici proporrei prima di cena un 20 minuti di camminata, vedi là nelle colline marchigiane, nessuno ti risponde, dopo 2 secondi cambiano anche discorso, significa che non sono d'accordo. Che avremmo trovato un parcheggio molto più tattico con Google Maps, solo che ci andremo stasera perché qua è proprio brutto ragazzi, in più è tanto lontano dal centro. Tornare indietro. No, blocca tutto! Ringraziamo la Marilena col suo istinto femminile, la quale ha detto, ma scusa un attimo, ma chi che ne ho fa fare di andare ad Urbino? Perché non andiamo direttamente qui, tra le coppiette che si accoppiano, a guardare questo bellissimo panorama? Ecco, hai fatto scappare le coppiette che si accoppiano, adesso non si accoppiano più. Quindi ci sarà un calo demografico per colpa tua. Che tristezza. A me dispiace per i ragazzi che volevano riprodursi qui, però
perciò sapete che quando c'è il cingano in giro non ci si riproduce, porca puttana. E poi i cinesi insegnano che a volte siamo già troppi. Qual è il problema del mondo? A parte l'ignoranza, ok, per carità di Dio non discuto. Il problema del mondo alla fine è la sovrappopolazione, perché dicono che c'è il problema dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera, ma non è vero. C'è il problema dell'inquinamento, ad esempio, degli allevamenti intensivi, ma perché? Perché ci sono troppe persone che mangiano carne da questi allevamenti intensivi. Uguale c'è il problema del traffico, c'è il problema del riscaldamento, non è vero, c'è il problema che troppa gente usa l'auto, troppa gente usa il riscaldamento a casa, hai capito? E quindi noi salveremo il mondo. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life. That out love, I'll never be nobody's I'm sorry for the time that I didn't come home, left you lying in the bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say, could it lift me for a break my back, say, I gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try, but I'm still the same. I got to do it my way. Yeah, too bad, but hey, that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time now that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life. That out love, I'll never be. Madonna, che gente vecchia svogliata di Italia, tutti in coro. Fate l'aperitivo qua, tirate fuori le robe. Ma quanti aperitivi fai? Hai fatto uno prima giù con la Guinness. Vabbè, ma La metafora del cavallo, una pulita araba che, come vuole la leggenda, nacque da un vortice di vento impossibile da fermare e da domare. Il cavallo che salta il globo, nell'immaginario collettivo, rappresenta la libertà senza confini, affascina per la misteriosa alchimia tra armonia e forza, e ora nella mente utopica ma anche straordinariamente realista di Gianni Calcagni. Incarna il legame con la terra. Calcagni colloca la sua opera rivolta a nord, in modo che la luce la avvolga completamente, per infondergli forza ed energia. Il cavallo non ha mai il sole negli occhi, perciò non si fermerà, guarderà sempre avanti, simbolicamente, affinché il pensiero possa spingersi lontano, senza impedimenti, alla ricerca di nuovi orizzonti, e perciò un inno alla libertà, una guida, un mezzo di trasporto tra mondi, viaggiatore e cavaliere come il suo autore, sognatore tra il regno terrestre e quello spirituale. Sì, vieni a cenare qua. Allora, ovviamente non so se questa è stata la più bella uscita che abbiamo fatto, però senza ombra di dubbio è una delle più belle. Io adesso volevo portarti a vedere una cosa, anche se non ho il Sigma, quindi non sono sicuro che riuscirei a vederla, ma vieni con me. Allora, se non si vede usa un po' l'immaginazione. Ok, siamo... no dai, un po' si vede, un pochino, guarda. Siamo in mezzo a queste colline infinite, è bellissimo, e guarda, c'è la luna piena che illumina queste colline, perché siamo veramente in mezzo al niente. Ogni tanto passa qualche macchina perché insomma è ancora orario cena, però qua ancora un'oretta e c'è il silenzio più assoluto, che già abbiamo avuto modo di assaporarlo prima. Questo per dire cosa? Niente da dire, cioè non devo vendere niente a nessuno, però insomma voglio anche dire, insomma, un po' un caro diario, non lo so, cioè vedi anche grazie al camper che esperienza che stiamo vivendo, cioè perché tipo adesso cazzo vieni qua in macchina, chi lo fa?
o forse non lo so, è anche una questione di mentalità, adesso non lo so, perché forse sì, forse è anche quello, forse è un invito a dire Singano o Italia e tutti quanti, a volte ostentiamo un po' di più, in più, no vabbè, non si vede un cazzo, no vabbè, ricordo anche per noi, insomma, ecco, perché sì è bello ricordare con la memoria, però insomma vedi, quella sera avevamo i camper che il culo era con la luna piena e poi insomma guarda, si guardava delle illuminazioni delle città in fondo. Ancora non so trovare una motivazione a questa clip che ho fatto, però forse la motivazione è che mi veniva da fare qualcosa, mi veniva da dire qualcosa, non lo so, è così di pancia, via, dai. Prego, vai. Tutto è possibile. Vai, Piure, va. Sì! Ci mancava la serenata notturna Ezio. Basta un'ora! Capisci prima per la gente non viene con noi? Maledetta primavera! E non ci vuole nessuno! Se fa male solo a me! Ovviamente nella vita normale, per ripararmi un po' dagli spifferi, consumare meno gas, eccetera eccetera, metto l'oscurante esterno, ovvio. In questi casi altrettanto ovviamente no, non metto l'oscurante esterno, non me ne frega un cazzo se entrano spifferi eccetera, perché questa sarà la vista con la quale mi addormenterò e voglio che anche tu in qualche modo viva, non ora guardando questo video ma in futuro, questa emozione, ma non è tanto l'emozione, è un po' lo stile di vita, tra virgolette, del spremere la vita, cioè di fare quel qualcosina in più, no, di cercare quel qualcosina in più, un po' come quando prepari la tavola, che metti la candelina, il fiorellino, hai capito che poi dici wow che bella tavola, vedi? Tra il mettere la candelina e il non mettere la candelina, quello è il succo del discorso che io un po' da ubriaco, però insomma, ecco dai, stiamo facendo anche festa valore con gli amici, volevo arrivare. Buonanotte Italia. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Fa male dirselo. Ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola, si spengono. Sogni in un cassetto di un castello per noi diventato bettola. Come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida. Resto solo alla mia tavola, pensandoti, sento già i brividi, adesso abbracciami. Basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori, credici. Ho il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano segna l'epilogo. Ricordi che dentro le tue lacrime nascondono l'ultimo fremito. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, patirselo è dura. Voglio spiegarmi, adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta, ciò che conta è non bagnare con le lacrime una fiamma morta che si è già spenta. Potremmo piangere domani senza che l'altro ci senta, attenta, questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire, ma penso che star male adesso non possa servire per poterci